1946. Ma era l'anno di Filumena. Moglie a chi? Ma tu ovvero stesseranno i numeri stasera, a chi ti sei sposato? A te! Sono stato ingannato, l'inganno è palese, tengo i testimoni. Niente mi ha detto e niente ha giocato. Ma amore, Maronna, che la donna Filomena mi tiene un coppo a stomaco, faceva la confidenza a me. È un prete! Il prete che mi ha detto di andarla a chiamare, non me l'avete ricevuto! Tengo 3 figli, non mi. Non fa sta faccia, ti mettere a paura, non sono figli a te. Sì. Mio Dio, non vorrei dirla questa parola, ma oramai se muore stanotte. Saranno i matrimoni che fanno bene. Certo è che mi sono sentita subito meglio. Mi sono alzata dal letto e abbiamo rimandato la morte. Se la chiama come a me. Come a me che? Come mi chiami? Siete sposata Soriano? Non ci metteranno mai il piede, sanno inserrare l'occhio miei, non parlano mai padre. Non giurare! Voi mi siete figli. Non l'ha già accisa, figli, non mi... Non l'ha già accisa. A famiglia, 25 anni ci ha già pensato. E faccio cresciuta, faccio fatto uomo. Tieni. E i figli non sapevano. Per diventare uomo che si deve fare? E che vi posso dire? Ognuno diventa uomo come crede e come sente di diventare. Pensa a Napoli com'era, pensa a Napoli com'era. State zitti, basta! Non mi può fare un po' così. Non mi addimana più perché non ti dico, non ti posso dire. Ma io, venite a casa, già parlare. Ragazzi, io sono un galantuomo e non me la sento di ingannarvi, state a sentire. Sì, papà. Grazie. I figli sono figli e sono tutte uguali. Hai ragione tu, Filomena. Hai ragione tu.